24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Quello delle merci contraffatte è un mercato oscuro e in crescita che solo in Italia si valuta valga oltre 8 miliardi di euro. Per il consumatore il risparmio è apparente e l'acquisto spesso pericoloso. Il contrasto al tarocco non può quindi che essere totale, organizzato e al massimo livello di preparazione degli operatori addetti al controllo e alla repressione, ha ribadito l'assessore alla tutela del consumatore del Veneto Franco Manzato, presentando il percorso formativo le cui lezioni sono iniziate oggi e proseguiranno fino al febbraio del 2012, che punta a potenziare le conoscenze utili per le attività di indagine, intervento e repressione contro la vendita di prodotti falsi, contraffatti e non sicuri, formando operatori della polizia locale. Il corso è finanziato dalla Regione con le partite di bilancio destinate alla tutela dei consumatori. La 45esima Fiera del Riso di Isola della Scala ha battuto ogni record. Durante la manifestazione, cominciata il 14 settembre e conclusasi ieri, sono stati serviti 412.000 risotti, il 3% in più rispetto all'edizione 2010. L'evento enogastronomico si è confermato così il più visitato a livello nazionale. Un record altrettanto rilevante di questa 45esima edizione è stato quello della solidarietà, ottenuto grazie alle numerose iniziative per il sociale e all'occasione di lavoro che la manifestazione ha rappresentato per studenti, disoccupati e categorie svantaggiate. L'ente Fiera di Isola della Scala ha deciso infatti di attribuire un maggior punteggio alle domande di lavoro avanzate da studenti e disoccupati isolani. Delle 270 persone impegnate in fiera, ben 162 sono stati gli studenti e 61 i disoccupati. La manifestazione è una manifestazione in crescita, nonostante il momento, e questo ci ha in qualche modo anche stupito, perché la reazione delle aziende è stata qualitativamente straordinaria e anche in termini di numeri possiamo dire di essere cresciuti. Sì, è molto carina, ci sono dei pezzi interessanti e spiritosi. Benissimo, molto bella e secondo me particolare ancora di più rispetto all'anno scorso. Molto ben curata anche sotto l'aspetto qualitativo. Bene, siamo sorpresi dell'affluenza, nonostante il periodo magari un po' critico, vediamo che c'è una buona risposta, una fiera ben pubblicizzata, insomma. Al via la 20ª edizione di Casa su Misura in Fiera a Padova dal 8 al 16 ottobre. Idee e soluzioni per disegnare la casa secondo il proprio gusto e le proprie esigenze. Design arredo moderno, classico e contemporaneo, casa bimbo su misura ma anche completamente d'arredo e tessili, edilizia e arredo bagno, casa ecoclima e persino l'artigianato su misura. Ai fornelli delle cucine invece chef di grido con proposte innovative e lezioni di cucina. Assaggi d'autore accompagnati da vini di qualità, mini corsi di degustazioni e sfida finale all'insegna delle bollicine tra Italia e Francia. Nell'ambito di questa edizione di Casa Moderna anche la quarta edizione di Vivere il Design a Padova, che porta nel cuore della città alcuni esempi significativi del settore, firmati da interpreti teorici del design contemporaneo nazionale ma anche internazionale. Dal romanzo storico alla narrativa, passando attraverso l'inchiesta, il reportage, affrontando i temi più diversi, ma soprattutto mettendo a contatto diretto gli autori, i personaggi, con il pubblico di lettori. Padova per una settimana, dal 4 al 9 ottobre, si è trasformata in un grande articolato teatro, ospitando la quinta edizione della Fiera delle Parole, rassegna che ha richiamato nella città del Santo esponenti dello spettacolo, della cultura, dell'informazione, della ricerca scientifica. Da Ferdinando Camon a Natalino Balasso, da Antonia Aslan a
Margherita Hack, da Don Antonio Sciortino a Corrado Augias a Lilli Gruber e altri ancora come Silvio Muccino, Massimo Cirri. Nata nell'ottobre del 2007 a Rovigo da un'idea di Bruna Coscia, giornalista da sempre impegnata in eventi di natura letteraria e presidente dell'associazione Cuore di Carta, la rassegna, dopo 4 edizioni rodigine, quest'anno ha fatto il salto di qualità, approdando a Padova, dove ha trovato il sostegno dell'Università degli Studi, del Comune e la collaborazione di Acegas PS. Insomma, una sorta di debutto questa edizione 2011 che ha saputo attirare il grande pubblico tra il Palazzo della Ragione, il Liviano e Palazzo Moroni, una partecipazione superiore a quelle che erano le aspettative, un vero fiume di persone, tanto che in alcuni casi c'è stato chi non ha trovato posto in sala. Per l'apertura era previsto l'incontro con Eugenio Scalfari, fondatore del quotidiano La Repubblica, che ha dovuto però disertare a causa di un malore, ma la settimana è stata un crescendo costante di incontri che hanno trovato il loro culmine nell'attesissimo gran finale con Michele Santoro, chiamato a parlare del controverso tema, la parola libertà. Per il conduttore ex Rai è stato un piccolo bagno di folla, il Palazzo della Ragione si è subito rivelato insufficiente, così gli organizzatori hanno optato per la soluzione del maxi schermo sistemato in Piazza dei Frutti, che ha permesso a tanti padovani e non di seguire le parole del giornalista in diretta. Per gli organizzatori il bilancio è sicuramente positivo, un successo che è andato ben oltre quelle che erano le aspettative più rosee, dimostrando una volta di più che anche la cultura paga. Ora, dopo questa prima esperienza in terra padovana, restano alcune cose che andranno registrate per la prossima edizione, quella del 2012, alla quale si sta già lavorando. Riello for President. Le regioni del nord-est indicano nel figlio del celebre Pilade, che fu uno dei saggi di Confindustria, il candidato ideale per la poltrona numero 1 degli imprenditori italiani. Tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.